sportivi appassionati di hockey su pista, benvenuti al Pala Regnani di Scandiano. Mercoledì 27 gennaio si recupera l'8ª giornata del campionato nazionale Serie 1. Stasera Roller Hockey Scandiano contro GDS Impianti Forte dei Marmi. Le squadre devono ancora entrare in pista, diamo intanto le formazioni, dopo le comunicheremo anche al poco pubblico presente. Ricordiamo sempre partita a porte chiuse a causa del coronavirus. GDS Impianti che schiera con il 22 Riccardo Gnato, con il 2 Davide Motaran, con il 4 Lorenzo Giovannetti, il 5 Federico Ambrosio, il 7 Giordi Burgaia, con il 9 Matteo Pardini, il 18 Marti Casias, con il 63 Morgan Antonioni, con il 77 Giacomo Maremmani, con il 74 Leonardo Bertozzi. L'allenatore è il neoallenatore Alberto Orlandi, il neoallenatore di questa stagione. Roller Scandiano multifalcidiato. In pista schiererà il numero 1 Matteo Vecchi, il 5 Nicola Busani, l'8 Federico Casali, il 9 Alessandro Franchi, con il 37 Alex Raffaelli, con il 29 Lorenzo Barbieri, con il 77 Filippo Fontanesi, il 91 Andrea Stefani, il 7 Alessandro Uva, il 10 Matteo Sassatelli. L'allenatore è Massimo Barbieri. Arbitreranno l'incontro Giovanni Andrisani e Alfonso Rago, entrambi pugliesi. Ricordiamo che oltre alle defezioni per Covid e sono le storiche, cioè gli spagnoli Luca Hernandez, Joseph Hernandez e David Ballestero, si aggiunge anche la praticamente certa indisponibilità di Filippo Fontanesi, il ragazzo che con 2 gol negli ultimi 2 incontri interni si stava facendo più vedere, sicuramente a livello realizzativo qui a Scandiano. Il 16enne scandianese appunto si è infortunato in una partita con la Serie B di domenica, quindi ha una lesione tendinea e è in panchina, solo a referto, sicuramente non si è neanche riscaldato. Quindi entrano intanto il Forte dei Marmi, classica maglia rosso-blu, linee verticali. Entra anche Scandiano in maglia bianca, il suo capitano Alessandro Franchi. Si recupera quindi l'8ª giornata del girone d'andata e si determinerà anche la griglia delle 8 squadre che parteciperanno alla Final Eight di Coppa Italia. Resta da stabilire solo gli accoppiamenti. Andiamo anche a entrare gli arbitri intanto. Forte dei Marmi che è reduce dalla sonante vittoria interna 12-1 contro il Grosseto, e Scandiano è reduce della sonante sconfitta interna 13-3 con il Trissimo. D'altra parte comunque Scandiano ha la scusante e lo stiamo ripetendo un po' da troppo tempo. Dopo chiederemo anche a Quas Barbieri a fine gara quando torneranno disponibili gli spagnoli. Sicuramente Luca Hernandez oggi ha finito il suo termine di quarantena, quindi dovrà sottoporsi alla visita e poi ci sarà. Intanto ci spostiamo un attimo per dare le formazioni anche al pubblico. Dal Pala Regnani di Scandiano del recupero dell'8ª giornata del campionato nazionale Serie 1. Roller Hockey Scandiano con GDS Impianti Forte dei Marmi. Formazione di pista GDS Impianti Forte dei Marmi, con il numero 22 Riccardo Gnato, con il numero 2 Davide Motaran, con il numero 4 Lorenzo Giovannetti, con il numero 5 Federico Ambrosio, con il numero 7 Giordi Burgaia, con il numero 9 Matteo Pardini, con il numero 18 Marti Casias, con il numero 63 Morgan Antonioni, con il numero 77 Giacomo Maremmani e con il numero 74 Leonardo Bertozzi. Allenatore Alberto Orlandi. Roller Hockey Scandiano con il numero 1 Matteo Vecchi, con il numero 5 Nicola Busani, con il numero 9 Federico Casali, con il numero 9 Alessandro Franchi, con il numero 37 Alex Raffaelli, con il numero 29 Lorenzo Barbieri, con il numero 77 Filippo Fontanesi, con il numero 91 Andrea Stefani, con il numero 7 Alessandro Uva e con il numero 15 Matteo Sassatelli. Allenatore Massimo Barbieri. Anche con le voci di Giovanni Andrisani e Alfonso Rago, tutti loro nuovi che vengono.
Torniamo in diretta qui dal Palaregnani, Sandro Reinieri alla voce, Greta Ganassi alla regia e Alessandra Tirelli alle riprese. Salutiamo anche Leonici Germini che si occuperà della parte tecnica del montaggio dopo degli highlights, e siamo pronti per l'inizio di questa partita. Scandiano che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri teleschermi in maglia bianca. Vediamo già il quintetto schierato del Forte dei Marmi, che presenta in porta Leonardo Bertozzi, da destra verso sinistra, maglia rosso-blu. Vediamo Federico Ambrogio, Marti Cajas, Jordi Burgaia e Davide Motaran. Quindi gioca il secondo portiere, che viene rincuorato adesso da Jordi Burgaia. Un'occhiata alla classifica che vede Lodi a 37, Forte a 33, Valdagno 32, Sarzano 31, Trissino 30, Bassano 27, Follonica 23, Montebello 22, Sandrigo 18, Correggio e Grosseto 15, Monza 11, Scandiano 5 e Breganze 1. Quindi Forte dei Marmi in seconda posizione a 4 punti dal Lodi. Forte dei Marmi che rimane, a mio avviso, la candidata numero 1 per lo scudetto. Insieme se la può giocare con Lodi e Trissino. Intanto la partita è cominciata. Queste sono le mie tre, diciamo, candidate alla vittoria del titolo, mentre il primo attacco del Forte dei Marmi viene fermato dalla difesa scandianese, che prova a partire per la sua prima azione. Riceve Chico Casali per Alessandro Franchi. Lollo Barbieri viene subito pressata. La formazione di Massimo Barbieri, come era prevedibile, non è in discussione, non sono in discussione i 3 punti. Qui andranno sicuramente al Forte, senza voler fare l'uccello del malaugurio per Scandiano, però differenze tecniche sono già evidenti e sicuramente la tenuta fisica, considerato anche il numero dei giocatori disponibili di Massimo Barbieri, sicuramente farà la differenza. Abbiamo visto contro il Trissino tanto un bel no look di Busani per la corrente Casali. Franchi che manovra, imposta per Barbieri, gli restituisce palla. Franchi è davanti a sé, palla può essere giudicata alta, fa proseguire Andrisani e quindi passaggio sbagliato questo di Burgaia. Lo recupera Chico Casali per Barbieri. Sbaglia il passaggio Barbieri, va Marti Cajas, tiro di Marti Cajas, parata di Matteo Vecchi, uno dei protagonisti di queste giornate, nonostante anche qualche volta abbia subito un numero notevole di gol, ma non sicuramente per colpa sua, o meglio, sempre per colpa sua. Non sono tante discussioni i 3 punti per il Forte dei Marmi questa sera, ma è importante il segnale di entrambe le squadre, anche vedere come approccia la partita il Forte e come si difenderà Scandiano. Abbiamo visto un primo tempo sontuoso dei ragazzi di Massimo Barbieri, veramente molto positivo. Intanto primo fallo di squadra di Motaran, il primo forte squadra Forte di Marmino. Dicevamo della prestazione importante per Barbieri. È chiaro che le giornate continuano a procedere, ma Scandiano deve aspettare il ritorno dei big, diciamo, e lo sta facendo molto bene con questi ragazzi che si stanno mettendo in mostra, stanno avendo la loro possibilità, la loro grande occasione. Qualcuno sicuramente non se la lascerà scappare e vediamo anche se stasera Scandiano farà sudare un pochino Forte dei Marmi, come è successo nel primo tempo col Trissino. Poi diciamo che il gol del Trissino giunto a 3 secondi dal termine del 3-1 ha un pochino tagliato le gambe ai ragazzi di Massimo Barbieri, che nel secondo tempo poi ne hanno subite. Tanto tiro dalle distanze di Montaran, controllato bene da Matteo Vecchi, scatta in contropiede Nicolo Busani, palla dietro, attenzione, passaggio un po' lento, passaggio sbagliato anche in maniera identica da Ambrosio. Poi vediamo che Casali non si avvede del ritorno o della sovrapposizione di Franchi, quindi non riesce a passargli la palla. Cerca di partire ora Franchi, controllato da Ambrosio che difende bene in questa occasione. Franchi scarica su Casali, qualche difficoltà nel controllo, poi caparbiamente però non riesce a trattenere la palla, e dall'altra parte Marti Cajas cerca una volée di Ambrosio, sempre Marti Cajas, bravo Franchi, attento a ripartire in contropiede, quasi perde palla, anzi sì, bisogna stare molto attenti. Guardate, in questa occasione Cajas cerca di incunearsi con un tunnel, poi la difesa scandianese riesce a recuperare, ritmi alti imposti dal Forte dei Marmi, non può essere altrimenti. La squadra di Alberto Orlandi, nonostante qualche passo falso, comunque recita un ruolo da protagonista in questo campionato. Alberto Orlandi ha la prima esperienza con il Forte,
tiro intanto insidioso di Burgaia, poi sulla ribattuta il più lesto è Franchi, bisogna stare attenti a Ambrosio che stazionerà davanti all'area di porta. Ambrosio è il capocannoniere di questo campionato. Palle interessanti questi di Busani, stoppata proprio da Ambrosio che tira. Bravo Barbieri a mettersi davanti alla linea di tiro e a respingere coi gambali. Dicevamo 26 reti per Federico Ambrosio, capocannoniere, primo marcatore ovviamente anche del Forte. Intanto prima iniziativa verso l'area difesa da Bertozzi di Capitan Franchi, respinta dall'altra parte, palla Ambrosio, gol! L'ha trovato in un fazzoletto Burgaia, assist millimetrico per Ambrosio che davanti a porta insacca, prima rete del Forte quando mancano 21 minuti e 41 secondi al termine del primo tempo. Avremo occasione anche di parlare del libro La nostra tradizione del nostro amico Francesco Consigli, Forte Marmino, un libro che parla della tifoseria Forte Marmino. Tanto vediamo Marti Casa cerca una palla in mezzo, bravo ancora Lorenzo Barbieri, palla ancora dentro per Motaran che esce. Parleremo dopo del libro di Francesco Consigli sulla tifoseria del Forte dei Marmi dagli anni 70 fino ai nostri giorni. Intanto alza e schiaccia in bello stile di Burgaia in area di rigore, fanno veramente paura. Intanto si ricompatta la difesa scandianese, palla fuori comunque per Motaran, sempre Motaran per Cajas veramente ha impresso un ritmo notevole a questa partita, soprattutto le sue iniziative e quelle di Burgaia hanno permesso il gol. Tanto Bertozzi chiama la conclusione perché mancavano 5 secondi, conclusione che avviene però con un nulla di fatto. Altre partite stasera sono Lodi Monza, derby, Bassano Montebello, altro derby, Valdagno Sarzano, sicuramente la partita più interessante, Breganze Follonica, Scandiano Forte, appunto Correggio Trissino e Sandrigo Grosseto che è in diretta su MS100. In questo momento, dopo daremo conto anche di qualche risultato. 1-0 intanto qui a Scandiano per la GDS Impianti Forte dei Marmi. Motaran parte, gran carriera, tiro di Motaran, bellissima parata di Matteo Vecchi che ci mette il guantone, la palla è iniziata bene e Motaran infatti fa bene a disperarsi, diciamo. Punizione battuta, Ambrosio, Motaran finta il tiro, ancora Ambrosio, va davanti a sé Franchi, scarica su Motaran, gioca per Burgaia, ancora Ambrosio in posizione di ultimo uomo, cerca di guadagnare un po' di spazio Federico Ambrosio. Palla per Cajas che ha un brutto controllo, ne approfitta Nicolo Busani che cerca di andare in contropiede, viene stoppato da Motaran. Primo gol anche per Nicolo Busani contro il Trissino, una vera perla. Attento ancora a Ambrosio che cerca di mettere la palla in mezzo. Diventa la minaccia la difesa scandianese. Marti Cajas cerca il centro pista, bravo Franchi, manda in contropiede proprio Nicolo Busani. Nicolo Busani non si fida, poteva fare come contro Adrià Català. Non ha tentato il tiro, qui è stato altruista. Dall'altra parte Federico Ambrosio non era un tiro, questo ma era un passaggio verso Motaran che era passato davanti a aro. Poi secondo fallo di squadra Forte Marmino lo commette Jordi Burgaia e quindi Scandiano può tirare un attimino il fiato, anche se i giocatori di Alberto Orlandi sono già in pressing. Possesso scandianese con il solito Capitan Franchi che cerca, se non si vede Casali non si intende con Franchi qua, ma qualche difficoltà a liberarsi della palla appunto per il pressing attuato dalla formazione di Alorandi. Poi tiro dalla distanza di Ambrosio, ancora una volta ci arriva Matteo Vecchi, sempre positivo in queste giornate, sarà una lunga giornata per lui e lo intervisteremo a fine gara in diretta insieme ad Ambrosio, lo ricordiamo. Immagino che andranno in diretta alla fine della partita, intervisteremo proprio il portiere scandianese e Federico Ambrosio. Tanto cerca di ripartire Franchi, lascia lì la palla un po' perché gliel'aveva deviata Marti Cajas. Poi qualche difficoltà per Casali, ovviamente ha problemi a scaricare palla Scandiano. Poi dalla distanza, dal limite dell'area, Burgaia tenta un tiro accompagnato di polso, palla finisce fuori. Marti Cajas dietro porta per Ambrosio, attenzione, troppo spazio. Ambrosio qua riesce Capitan Franchi a far ripartire l'azione scandianese. Tiro di Casali, primo tiro verso la porta, qui Lollo Barbieri si fa un pochino infinocchiare, come diciamo qua, da Motaran e ci fa soffiare palla. Poi Marti Cajas dall'altra parte, tiro di
Casali, è finito fuori, la prima conclusione scandianese verso la porta di Bertozzi, poi cerca un alza e schiaccia Burgai, un po' alta a mio avviso, lascia proseguire l'arbitro, va in contropiede ora Lollo Barbieri, Busani, buona opportunità per Busani, il tiro finisce fuori di poco, bravo qua Nicolò a tirare dal limite dell'area. Federico Ambrosio, qui bisogna coprire questa conclusione di Federico Ambrosio, ancora una volta ci arriva Matteo Vecchi, molto bravo anche in questa occasione, già tanto lavoro per lui, 18-24 alla fine del primo tempo, sempre 1-0 per il Forte qui a Scandiano. Tanto 1-1 tra Lodi e Monza, e l'unico risultato insieme a questo, a parte tutti gli altri 0-0, dalla distanza, da lunga distanza Motarano forse cercava più la deviazione di un compagno, è arrivato prima la parata di Matteo Vecchio, poi palla dentro, cercano sempre inserimenti e palle dentro, questo è un gran gol di Marti Cagias, ha trovato l'angolo più lontano con la collaborazione anche del palo a 18,07 del termine del primo tempo, porta 2 le marcature del Forte, 2-0. Si prospetta una giornata difficile per Scandiano, soprattutto anche a livello mentale oltre che fisico, dove sicuramente c'era da correre, si cercherà di fare quello che ovviamente Scandiano potrà fare e quello che Forte gli concederà, perché è veramente difficile per una squadra composta da giocatori che l'anno scorso militavano in Serie B essere praticamente tutti titolari. Attenzione ora a Ambrosio, altruista in questo caso, cercava la soluzione per Burgai e poi cerca di entrare in area Burgai, bravo qua Casali a portarlo fuori, ancora Cagias, spazio per Ambrosio, tiro di Ambrosio, ancora Vecchi distinto, poi qua poteva essere gestita meglio la palla dagli scandianesi, palla in mezzo, ancora Marti Cagias, arrivare il primo, poi cambio di ritmo di Marti Cagias, attenzione il numero di Marti Cagias, cade a terra, si può proseguire, dice l'arbitro. Franchi, palla per Busani, grossa occasione qua per Scandiano, ben organizzata anche il contropiede, sfortunato qua, conclusione di Busani, bravo anche Bertozzi nella sua prima vera parata, gran pericolo qua per il Forte, questo contropiede, un 3 contro 2 per la precisione, poi trova lo spazio per il tiro Burgai, finisce fuori qua, una grossa occasione anche questa, poi cerca di partire Lollo Barbieri, palla un po' scomoda questa per Casali che fa un finto pressing su Burgai, poi Motaran, tiro di Motaran, esterno della rete, poi la palla favorisce Franchi, manda in contropiede Lollo Barbieri, è solo, deve fermarsi, bravo Lollo, non poteva fare molto altro, abbiamo giocatori inferiori tecnicamente, attenzione Franchi qua perde una brutta palla, Ambrosio ne approfitta, Ambrosio palla dentro, Motaran è di schiena, non può arrivarci, quindi ancora Franchi manda ora avanti Busani, palla di Busani per Barbieri, ci arriva primo Barbieri, poi mette la palla dentro qua, precisa, e quindi Burgai può fare ricominciare Motaran, Cagias, Burgai, Motaran, 16 al termine di questo primo tempo, 2-0 per il Forte qui a Scandiano, per le reti di Ambrosio e Cagias, Ambrosio alla 27esima rete, Cagias alla 20esima. Ricordiamo gli altri marcatori, Motaran con 11, Rubbio, che stasera non c'è, a 8, Maremmani 4, Giovannetti 4, Burgai anche a 4 e Antonioni a 2, grande anche percentuale sui tiri diretti, sulle punizioni di prima e sui rigori, probabilmente un 50%, 2 rigori su 5 realizzati e 11 tiri diretti su 26, si scalda intanto, anzi è entrato adesso Raffaelli, l'abbiamo visto, al posto di Busani, va a gestire anche le forze, Barbieri, la tenuta atletica, scadono intanto i 5 secondi nel possesso dell'area della metà campo scandianese, quindi la palla in possesso dei giocatori di Alberto Orlandi, che ha chiuso la sua carriera da giocatore in Svizzera, la sua grande carriera, uno dei giocatori più completi negli ultimi anni, diciamo, a livello nazionale, internazionale, gran giocatore. Ora soffia la palla Casali, tiro di Casali, palo interno, bravo, la soffiata Motaran, qua è stato molto sfortunato, Scandiano ha dimostrato di esserci in questo primo tempo, siamo iniziato un pochino sulla falsariga, come quello contro il Trissino, quindi speriamo che mantenga un pochino alta l'attenzione. Ora un bravo e sfortunato però Casali, poi 2 rimpalli, 3, Federico Ambrosio stava per
metterla. Poi è stato bravo Vecchi, intanto bravo Raffaelli a uscire da questa situazione, mantiene la palla Raffaelli, autore di una buona prova contro il Trissino. Ricordiamo anche lui ha dovuto subire l'isolamento più che altro fiduciario per il Covid. Intanto c'è il primo time out chiesto da Barbieri. Ricordiamo intanto il libro della nostra tradizione, che è dell'edizione Eclettic Edizioni, sono praticamente 230 pagine, tutte colore, corredate da foto, articoli di giornale, materiale della tifoseria recenti e del passato. Sono presenti anche interviste ai personaggi storici della tifoseria e anche le tifoserie gemellate. Per info e prenotazioni la mail è la nostra tradizione @virgilio.it. Sono anche disponibili su Amazon e IBS Feltrinelli. Il prezzo è 25 euro. L'autore è l'amico Francesco Consigli, che avremmo voluto qui a spiegarci, a parlare di questa sua iniziativa, di quella bella iniziativa. La nostra tradizione ripercorre la storia della tifoseria Forte Marmina fin dalle origini, dagli anni 70 fino ai nostri giorni, dal Prato Verde prima, poi dal Palazzetto dello Sport, che sono stati il luogo di ritrovo e di aggregazione di varie generazioni di ragazzi non solo del Forte ma di gran parte della Versilia. Poi amicizie trentennali, grande rivalità con tifoserie di Viareggio e Bassano degli anni 80, la Falange d'Assalto, la mitica Brigata Bulldog, vero spartiacque nel percorso della propria squadra, delle proprie storie. Sono l'epicentro dei racconti, senza dimenticare il dualismo con gli Ultras Eagle di Follonica, che hanno monopolizzato l'hockey pista nazionale nei primi anni 2000. Bravo Francesco, ti aspettiamo qui a Scandiano. Contropiede intanto Scandianese, palla per Raffaelli, gli ha dato un filino lungo qua a Casali, buon contropiede comunque ancora Casali, in fiducia Casali, palla ribattuta, lascia proseguire gli arbitri, forse potevano dare palla alta in questa occasione. Federico Ambrosio dall'altra parte, in bello stile giravolta, finisce fuori, la conclusione accompagnata verso l'angolo basso. Burgaia, Motaran, poi scarica male Motaran, un po' disattento qua anche quando nell'occasione si è fatto soffiare palla da Casali. Casali, ci piace vedere Casali giocare in questo modo, perché oltre a fare, diciamo, il cosiddetto compitino, che in Serie 1 non è assolutamente una cosa facile, intanto attenzione, non se la sente di tirare Burgaia. Adesso non solo da questa partita, Federico Ambrosio, tira di Federico Ambrosio, sibila al palo, poi bravo Raffaelli a raggiungere la palla e a mantenere il possesso scandianese, diciamo, di Chico Casali. Adesso sono certe partite che prende molte iniziative e non solo Franchi e Raffaelli guidano un pochino la squadra, ma anche Chico Casali. Bravo Raffaelli qua va a eludere l'intervento di Motaran, poi la sua conclusione viene sporcata addirittura da Franchi. Sorride il capitano scandianese, era sulla traiettoria, non poteva farci niente. Bravo Alex, bella iniziativa personale, poi la conclusione viene deviata dal proprio capitano. È entrato intanto Maremmani, è andato in panchina Ambrosio, tiro di Maremmani, bella parata che col guantone di Matteo Vecchi che lo aspettava, poi Franchi, Raffaelli cerca di entrare in area Raffaelli, non glielo permette Maremmani, poi Cajas, bravo qua Barbieri a portarlo fuori, ottimo intervento difensivo, poi aggancia Franchi, Marti Cajas, quindi primo fallo di squadra scandianese, 13:06 il termine. Guardiamo intanto le panchine. Ambrosio farebbe meglio mettersi la mascherina, ne ha pagato caro prezzo scuccato del Trissino. Attenzione, ora tiro in una situazione un po' ingrovigliata in area di rigore da parte di Burgai, finisce fuori. Diciamo che Scuccato ha preso un blu e una punizione di primo contro per non aver indossato. Intanto gol di Burgaia, ha sfruttato il blocco di Motaran in uscita. Burgaia ha colpito con il piatto, tiro a mezza altezza alla destra di Matteo Vecchi, 3-0 per il Forte, e va anche a referto Burgaia con il suo primo gol di questa sera. Raffaelli, finta di tiro di Raffaelli, para Bertozzi, conclusione pericolosa del viareggino in maglia scandianese. Poi Maremmani va di gran carriera, solo Maremmani cerca un'alza e schiaccia, bravo, prima Casali e poi Vecchi a impedirgli la conclusione, poi un'alza schiaccia al volo, in questo caso di Motaran, che viene spinto sulla transenna da Capitan Franchi, che non è tanto d'accordo, forse la spinta c'era, o forse Franchi sostiene che ha un po' esagerato, anche se magari è scivolato. Secondo fallo di squadra scandianese, qui siamo pari, 12:30 da giocare in questo primo tempo, 3-0 per il Forte. Palla dentro Burgaia, Cajas,
Cajas tira da fuori, alto, recupera la palla Franchi, non può partire il contropiede perché Forte pressa molto in alto. I giocatori allenati da Massimo Barbieri, un dai e vai con Barbieri, palla dentro di Barbieri, Franchi colpisce, bravo Bertozzi a rimanere su e a respingere questa conclusione, poi tiro forte, potente, ma contro, diciamo, Matteo Vecchi, che respinge, più che altro distinto, non era preciso in questa occasione Motaran, poi Burgaia finta di tiro, poi vede che non c'è luce per il passaggio, quindi scarica a Maremmani all'indietro per Motaran che ha molto spazio. Burgaia, attenzione a Burgaia che da lì ha fatto male prima, quindi deve rivedere un pochino posizione di difesa qui Scandiano. Intanto è uscito Lollo Barbieri, è rientrato Nicolo Busani, ricordiamo che tanto palla dentro, Maremmani non ne approfitta. Ricordiamo che Filippo Fontanesi è indisponibile, è in panchina solo a referto, non è neanche svolto il riscaldamento, lesione tendinea per lui, per uno dei più positivi giovani scandianesi, soprattutto a livello realizzativo. Poi la palla dentro è alta, quindi Scandiano potrà riprendere il gioco. Pressati fin dagli spogliatoi i giocatori di Massimo Barbieri, deve uscire da questa situazione Busani, palla a Casali, ancora Nicolo Busani. 11 al termine di questo primo tempo, Forte 3, Scandiano 0. Raffaelli, brutta palla questa di Busani, era controllato qua Raffaelli, poi Motaran all'indietro, palla difficile da controllare, avrà 5 secondi per uscire, lo fa nei tempi corretti. Cajas, bravo Franchi ad aspettarlo al varco e a far ripartire l'azione scandianese, sempre Franchi, poi si ferma perché Burgaia era il suo capolinea. Intanto vediamo pronto Giovannetti al cancelletto. Maremmani controlla la palla all'indietro per Motaran che ha molto spazio, palla controllata male qua da Burgaia, saltata davanti forse, una della tecniche di Burgaia sicuramente, non è colpa sua. Attenzione Burgaia, stessa situazione prima del gol, palla finisce fuori. Casali, attenzione a questa palla in orizzontale, Franchi, palla dentro di Franchi, attenzione Raffaelli se la trova lì davanti ma è troppo vicino, Bertozzi non riesce a concludere qui. Alex stava combinando grossa qua, difesa del Forte. Franchi cerca di entrare in area, non glielo permette, poi cerca la triangolazione sul primo palo, bravo Maremmani ad andare per primo, poi altro fallo di squadra di Capitan Franchi, la prima volta forse che Scandiano è in vantaggio nei falli di squadra commessi. Intanto cerca un'iniziativa personale Burgaia, sbatte contro Busani, ancora Burgaia, Motaran per Maremmani, è entrato intanto Giovannetti. Maremmani scarica per Burgaia, ancora Burgaia all'indietro per Giovannetti, tiro di Giovannetti, deviazione di Motaran, finisce fuori la palla, Franchi il più resto a raccapperrarsela, poi parte di gran carriera Franchi, bravo, lascia sul posto Motaran, Franchi in area di rigore, si dispera perché conclude bene, ma è altrettanto bravo Bertozzi che si sta dimostrando molto bravo stasera, 3 interventi difficili già per lui, 9 e 10 ancora da giocare di questo primo tempo. Giovannetti, Burgaia, palla per Giovannetti, ancora Burgaia, cerca di liberarsi Giovannetti, cerca di liberarsi dai blocchi Giovannetti e Motaran, poi là indietro Maremmani, tiro di Maremmani alto, palla controllata da Casali, Franchi, (1-0) intanto del Bassano sul Montebello, 3-1 del Lodi sul Monza. Raffaelli ora controllato, raddoppiato, perde palla, Grosseto che vince Sandrigo 1-0, Correggio Trissino 1-1, attenzione Maremmani ha spazio, tira, finisce fuori, impreciso anche qui e la palla finisce alla difesa scandianese. Follonica che vince Breganze 1-0 e Sarzana che vince 1-0 nel big match, più che big match direi delle sorprese di questo campionato, sono lì in alto Sarzana e Valdagno, magari ci si aspettava qualcosina di più dal Trissino, anche se Trissino sicuramente viene fuori perché le squadre di Nuno Resende la vedremo sicuramente là in alto. Franchi cerca di entrare in area un po' qua, difficile entrare in questa situazione, poi prende la rincorsa per tirare al volo su scarico di Maremmani, Motaran non vi riesce, conclusione
non va in porto, esce Montaran, ora è rientrato Ambrosio, palla dentro e gol di... non lo convalida Rago, dice che ha spinto Burgaia. Abbiamo visto Matteo Vecchi a terra, l'assist era al bacio di Ambrosio. Burgaia aveva realizzato il gol, ma Rago ha annullato per una spinta, comunque più che una spinta, perché stazionava davanti all'area di porta, luogo in cui non può stare. Quindi si rimane 3-0 a 7:35 dal termine del primo tempo. Capitan Franchi, palla per Busani, un po' difficile qua, comunque meglio perdere una palla, parlo per Scandiano ovviamente, nell'area avversaria piuttosto che nella propria, durante le fasi di controllo di impostazione. Ambrosio, Raffaelli qua riesce a tenere la palla sul pressing di Burgaia, esce Raffaelli, palla per Chico Casali, attenzione qui a Ambrosio davanti a sé. Chico Casali scambia con Franchi in qualche modo, riesce a mantenere la palla per Franchi dentro, è stata sporcata questo passaggio. Dall'altra parte già Maremmani, attenzione davanti alla porta, bravo Vecchi a rimanere sul primo palo e a respingere questa pericolosa iniziativa. Poi Busani, bravo anche lui a uscire da questa situazione. Raffaelli col fisico, bravissimo Alex Raffaelli, cerca palla in mezzo alle gambe, sinceramente poteva fare poco di più qua, perché gli era chiuso l'angolo, chiuso il tiro, perché si era piazzata bene a difesa del Forte, ha cercato di raggiungere il capitano Franchi meglio posizionato, non vi è riuscito. Qui contropiede interessante, bravo qua, si chiede questo Alex Raffaelli, attenzione il tiro ora finisce fuori di Maremmani. Alex Raffaelli viene chiesto questo, ha grandissime doti fisiche e tecniche e a superare l'uomo non ha sicuramente problemi, anche se gli avversari giocano nel Forte, nei Marmi o in qualsiasi altra squadra. Poi ha problemi a uscire Franchi. Casali intanto un po' in debiti d'ossigeno, lascia spazio a Lorenzo Barbieri che ritorna in pista. Giovannetti, bella palla per Maremmani, grande intervento. Ora Lollo Barbieri non si avvede che Busani era solo, andava chiamata forse questa occasione. Ricordiamo ancora bravissimo Matteo Vecchi questa circostanza. Franchi, palla dentro di Franchi, Raffaelli non ci arriva per primo, dall'altra parte Giovannetti, tiro di Giovannetti, respinto, parte ancora in contropiede, un 3 contro 2 scandianese. Busani, Franchi, tiro di Franchi, viene deviato, finisce fuori la palla di poco, qualche occasione Scandiano ce l'ha. Ora Franchi che scambia con Busani, Lollo Barbieri. Bel cambio di ritmo di Lollo Barbieri che ha spazio, cerca Nicolò, poi Maremmani è più bravo di tutti. Maremmani ha brogliato una situazione pericolosa, poi il tiro di Ambrosio per la verità è un poco convinto. E ora il time out, sempre chiesto da Massimo Barbieri. Diamo un'altra occhiata ai risultati. Bassano Montebello 2-1, Valdagno Sarzana 1-1, il Follonica sempre vincente sul Breganzi 1-0, Breganzi che ha ottenuto il suo primo punto, potevano essere 3 sabato scorso. Il Correggio ha pareggiato all'ultimo secondo, Forte vince qui a Scandiano 3-0, Lodi Monza 3-1, Grosseto Corsaro a Sandrigo per ora 1-0 e 1-1 pareggio tra Correggio e Trissino. Qui Scandiano Forte sta vincendo 3-0, reti di Ambrosio, Marti Cagias e Burgaia. Attacco atomico del Forte, 78 reti, con quelle di adesso sono 81, 35 subite, la miglior difesa di questo torneo. 5-10 dal termine di questo primo tempo, non ci sono stati cambi e quindi la partita riprende a 5-10 del termine con punizione dall'angolo alto dall'area scandianese. Busani e Franchi, quest'ultimo in possesso di palla, diventato playmaker Franchi di questa squadra. Attenzione ora Giovannetti, si accaparra la pallina, bravo qua Lollo Barbieri, Caparbio, forse ci poteva stare un fallo qui. Ambrosio ha un'autostrada, il tiro è impreciso, finisce fuori. Già in contropiede Busani, cerca il tiro di Busani in posizione molto defilata, controlla Bertozzi, Maremmani, Giovannetti, Cagias, ancora Maremmani, vede la corrente Giovannetti, palla dentro per Ambrosio che si gira in un fazzoletto, conclusione imprecisa, finisce fuori. Poi scambiano Marti Cagias e Giovannetti, scambia anche Marti Cagias con
Ambrosio, giocano di prima i ragazzi di Orlandi, palla dentro, poi insidiosa di Maremmani, ci arriva Vecchi, poi può partire Busani ma ha davanti a sé Ambrosio, quindi problema di liberarsi della palla, poi Lollo Barbieri ci può arrivare e infatti ci arriva, in qualche modo mantiene la palla, bravo qui Barbieri che cerca poi qualcosa un pochino di difficile su Giovannetti che rimane fermo e riesce a riguadagnare il possesso. Marti Casas parte dalla destra, cerca di incunearsi in area, bravo Capitan Franco a capire le sue intenzioni, poi Franchi attende un po' troppo, Marti Casas si soffia palla, parte in contropiede Ambrosio, attenzione guadagna il centropista, bella palla per Casas, poi bravo Franchi, passaggio impreciso qua di Nicolò, poteva fare meglio, poi anche qui Barbieri poteva fare meglio anche lui, scaricando un passaggio un po' un look un pochino azzardato, poi è impreciso ancora Ambrosio, cerca Maremmani, Franchi ancora che sbroglia questa iniziativa, poi palla per Ambrosio, pescato benissimo da Maremmani, molto bravo anche in questo caso Matteo Vecchi a respingere, già notevoli e numerosi gli interventi del portiere scandianese. Barbieri, difficoltà nel controllo, attenzione, bravissimo Matteo Vecchi a ipnotizzare Ambrosio che in un doppio gancio non riesce a ribaltare tra Raffaelli, bravo Raffaelli, andare in avanti, poi qua c'era il fallo sicuro, protestano tutti, il tiro intanto di Giovannetti deviato da Franchi, poi Raffaelli che aveva superato molto bene sul diretto avversario è stato maltrattato. Franchi, attenzione Barbieri ha la sua occasione per realizzare il primo gol in Serie 1, non vi riesce, è più bravo Bertozzi. Maremmani, palla dentro, bravo qua Marti Calcio a cercare il gol spettacolare su Ambrosio, poi Busani dall'altra parte, Franchi, ritmi altissimi, anche Scandiano accetta come aveva fatto con Trissino questi ritmi e cerca di ripartire colpo su colpo, contropiede su contropiede e le occasioni le ha avute. 2 minuti al termine, tiro dalla distanza di Barbieri deviato. Buono l'atteggiamento di Scandiano in questa partita, gioca, cerca di difendersi, lo fa in maniera ordinata, qualche gol lo subisce ovviamente, qua troppo spazio lasciato a Ambrosio, questo è un gol sbagliato da Ambrosio, non da lui. 1,47 del termine, ora vediamo, sicuramente qualcuno uscirà, Lollo Barbieri un po' stremato, rientra Chicco Casali. Scandiano che interpreta bene la partita, vediamo se, come chiede Barbieri, bisogna stare attenti negli ultimi minuti, nell'ultimo minuto, soprattutto negli ultimi secondi, perché sono costati veramente cari in termini di gol e anche in termini di punti. I gol presi negli ultimi istanti dalla difesa scandianese, l'attenzione va mantenuta sempre massima, la partita va sempre giocata a qualsiasi punteggio, ma c'è il rammarico, ricordiamo, palla persa a Correggio, quando a 2 minuti dalla fine Scandiano è in vantaggio di 2 gol, la partita poi è finita in pareggio, ricordiamo anche il primo tempo contro il Trissino, che è terminato 3-1 proprio a 3 secondi dal termine, ricordiamo anche col Sandrigo, la partita interna, che il gol di vantaggio del Sandrigo è venuto a 4 secondi dal termine del primo tempo, quindi deve spezzare un po' di questo sortilegio, questa mala sorte che Scandiano, oltre che sono anche colpe di Scandiano in questo caso, quindi tanto Franchi protesta con Andrisani, aveva visto il fallo, sicuramente non una punizione di prima, ma un fallo di squadra ci poteva assolutamente stare, contro l'iniziativa di Raffaelli. Molto positivo il suo ingresso in pista questa sera, abbiamo ricordato più volte. Riparte Scandiano, 1,45 da giocare di questo primo tempo, palla gettata da Casale, attenzione Casas, palla dentro, ancora Ambrosio impreciso, ancora, la palla finisce fuori. Bella palla di Casas, da dei cioccolatini dentro l'area, che stavolta Ambrosio non è riuscito a scartare. Già la seconda o la terza conclusione imprecisa di Federico Ambrosio, del capocannoniere del campionato italiano, ora ha 27 reti, Raffaelli 1,30 da giocare, ha 35 secondi per mantenere il possesso, Busani un po' stretto all'angolo, viene raddoppiato, palla dentro, riparte il contropiede con Maremmani, finta di tiro, Maremmani davanti a porta, stavolta Ambrosio non poteva fare di più, coglie il palo interno, questa palla poteva essere gestita meglio, questo contropiede, si rammaricano Busani e Raffaelli.
palla per Cagias che prende velocità, attenzione, agli occhi anche lì dietro Cagias, scarica di dietro per Giovannetti, brutta palla aperta da Giovannetti, parte il contropiede scagnanese, no, la difesa è già posizionata, Raffaelli, finta di tiro di Raffaelli, al palla indietro per Busani, Franchi era posizionato male col corpo, qui Raffaelli poi perde palla, attenzione a Cagias, tiro di Cagias, preciso anche lui, poi la palla finisce fuori, considerata forse palla alta, andiamo un po' a interpretazione, non ci ha convinto Renato Laghi in questa occasione, pensavamo fosse un'azione normale di gioco, 30 secondi da giocare, può andare fino al termine Scandiano, vediamo se ci riuscirà col pattino controllo Maremmani, quindi riprende il gioco a 27 dal termine, 3-0 per il Forte qui a Scandiano. Franchi, Casali, 20 secondi, Casali scambia con Busani, cercano di tenere palla, vediamo che intanto Ambrosio rimane dall'altra parte in attesa del contropiede, tiro dalla distanza impreciso di Busani, ancora Casali, Ambrosio rimane davanti a Vecchi, attenzione Franchi, doppia occasione di Franchi, 3 volte, poi finisce il primo tempo, Franchi a terra, Andrisani lo guarda, dice alzati, e il primo tempo finisce per 3-0 per il Forte dei Marmi, autore delle reti Ambrosio, Marti Cagias e Burgaia, e ci sentiremo per i 25 minuti del secondo tempo.
Amici sportivi, bentornati da Sandro Rainieri al Pala Regnani di Scandiano per il recupero, per il secondo tempo del recupero dell'ottava giornata di andata del campionato nazionale Serie 1, Roller Hockey Scandiano contro GDS Forte dei Marmi. GDS Forte dei Marmi che ha concluso il primo tempo in vantaggio per 3-0 in virtù delle reti realizzate da Federico Ambrosio, Marti Cagias e Jordi Burgaia. Per Scandiano una buona prestazione, un ottimo primo tempo. Poteva lasciare andare qua, la punizione è di Scandiano, poteva lasciare andare qua la coppia arbitrale perché era in contropiede Scandiano. Qualche errore dal duo pugliese Andrisani e Rago che arbitrano l'incontro, qualche fallo Scandiano poteva essere fischiato, non lo diciamo da scandianesi ma lo diciamo con il massimo dell'obiettività, soprattutto in un paio di occasioni, niente di trascendentale. Però intanto vediamo Franchi, tiro di Franchi, viene ribattuto in area. Non sappiamo se con una parte del corpo, con una stecca, gli arbitri non vedono tocchi illegali, diciamo, quindi la partita prosegue. Scandiano che ha interpretato molto bene questo primo tempo, potrà ben poco Scandiano con questo Forte dei Marmi in virtù delle tantissime assenze. Promettiamo che lo diciamo solo stavolta, poi basta, perché ormai Scandiano falcidiato dal coronavirus, 3 spagnoli. Tanto tiro di Marti Cagias, si spinge di casco in bello stile Matteo Vecchi. Grande protagonista di questo primo tempo, ottimi interventi e tanti interventi, poi anche un po' l'imprecisione degli avanti dell'allenatore Alberto Orlandi e la buona difesa dei giocatori di Massimo Barbieri hanno fatto il resto. Quindi palla, attenzione dentro per Marti Cagias, qua difesa scandianese si lascia sorprendere, Ambrosio arriva sul secondo palio, scarica da dietro porta sul primo e Marti Cagias realizza il suo secondo gol e quindi 4-0 per il Forte a 23:51 da giocare di questa partita. Tanto i primi tempi sono conclusi in Lodi Monza 4-1, Bassano Montebello 3-2, Valdagno Sarzano 1-1, il Follonica che vince a Breganze per 3-0, Grosseto che vince Sandrigo 1-0, il risultato a sorpresa Correggio in avanti sul Trissino per 3-1. Trissino senza continuità in questo momento, poi la partita è comunque sempre lunga, quindi diamo sempre un'occhiata agli altri risultati. Marti Cagias, brutto passaggio qua di Federico Ambrosio che scarica male su Motaran, ne approfitta Busani, grande occasione per lui nel primo tempo. Palla lontana per Barbieri che ha avuto anche lui l'occasione di andare a rete, ma l'occasione più grossa c'è avuto Casali. Attenzione ancora Casali, c'è ancora l'occasione, poi Bertozzi in qualche modo, la palla danza sulle linee di porta ma non entra e quindi in contropiede ancora Motaran, Burgaia. Vedete come sono veloci i contropiedi del Forte, non facciamo in tempo a guardare un'azione scandianese, la palla è già nell'area avversaria. Ed è questa la forza di una grande squadra, saper approfittare di ogni situazione o comunque cercarsi di creare un'occasione più nitida possibile dopo un attacco subito. Questo è il lavoro di Alberto Orlandi. Forse qua c'era un blocco da parte, attenzione Franchi davanti a porta, palla in alta, non fischia l'arbitro, strano, fischia adesso, palla 2, qua era una palla alta, era pericolosa. Qui discutono un po' Franchi e Bertozzi, qui doveva intervenire Rago, la palla era alta. Situazione di gioco pericolosa, è arrivato un po' tardi, si scambiano un gesto d'intesa. Bertozzi, protagonista anche lui questa sera, ha effettuato delle ottime parate, ne ha effettuate di più sicuramente Matteo Vecchi, questo era prevedibile. Matteo Vecchi che intervisteremo a fine gara in diretta alla fine della partita insieme a Ambrogio. Attenzione Cagias ha un'autostrada, ancora bravissimo a rimanere freddo e concentrato Vecchi a respingere, finta di tiro per Motaran, sta con lui Franchi, quindi non avendo spazio ritorna su Burgaia che riparte l'ultimo uomo. Motaran, Ambrosio, un po' impreciso lui questo primo tempo, ha realizzato un gol, è stato molto bravo nell'assist per l'unico gol finora realizzato nel secondo tempo, quello di Marti Cagias. Franchi cerca di partire, riesce in bello stile a superare, poi un po' solo, raddoppiato, qualche compagno deve andargli vicino altrimenti Franchi la perde la palla, così è. Riparte Marti Cagias, Ambrosio, palla dentro e chissà dove è passata questa palla,
Marti Cagias, era difficile per Marti Cagias impattare questa palla, ma l'abbiamo visto segnare questo tipo di gol, quindi non ci saremmo stupiti se l'avesse cacciata dentro. Dalla distanza Motaran respinge ancora bravissimo Matteo Vecchi, poi dall'altra parte Burgaia, palla dentro per Burgaia, bravo Barbieri qua a frapporsi tra il palo e Federico Ambrogio. Ancora gran ritmo dei giocatori di Orlandi. Motaran sempre palla dentro, stesso schema, stavolta ci arriva Matteo Vecchi. Burgaia, attenzione, non lo fa passare Franchi, poi viene steso qua, scivola probabilmente Franchi. Burgaia ha aumentato i ritmi, Barbieri vuole chiudere definitivamente la pratica il Forte dei Marmi. Ambrogio, bravo qua Casali a rubargli palle, già la seconda volta che accade. Poi Franchi, bravo Franchi su Casali, tiro di Casali, è attentissimo Bertozzi, respinge Burgaia, finta di tiro, bravo Casali, andare subito su di lui a raddoppiare, addirittura Barbieri in raddoppio, soffiano palla, quello che finora ha fatto il Forte dei Marmi. Poi Busani si libera bene di Burgaia, ancora Busani, tiene palla Busani, poi la perde in un secondo momento, palla dentro ora di Motaran per Ambrosio, ancora Burgaia, finta di tiro, cerca uno spazio, bravo Casali a proseguire nella marcatura e a soffiare palla. Franchi, ancora Franchi, va dentro l'area, bravo Casas a portarlo fuori prima e a recuperare palla poi, contropiede Forte Marmino per Ambrosio, tiro di Ambrosio, respinto ancora Ambrosio, bellissima palla di Ambrosio su Casas, e bravissimo ancora più di lui Matteo Vecchi, un altro intervento strepitoso. Ora Barbieri si accorge che la difesa scandinese è un po' martoriata ultimamente, problemi di fiato, non tanto di errori, ma e schiera sul cancelletto. Qua è fallo sicuro di Ambrosio che tiene Franchi, questo viene fischiato, quarto fallo di squadra, altro fallo di squadra perché Ambrosio non si leva dalle vicinanze della pallina, quindi quinto fallo di squadra per il Forte dei Marmi. Poi bella palla in no look di Busani, cercava di mandare in contropiede i Casali, ha litigato un pochino con il controllo qui ed è stato più bravo di lui Marti Cagias, che fa ripartire la squadra rossoblù. Scalpita intanto Raffaelli, intanto si guadagna spazio, cerca di guadagnarsi spazio, poi non riesce a controllare Motaran, brutta palla questa di Motaran, non da lui, infatti si rammarica e Forte perde palla. Buona adesso la difesa attuata da mister Massimo Barbieri, ermetica, sta tenendo ancora botta come si dice da queste parti. Capitan Franchi, 19 da giocare, 4-0 per il Forte, poi problemi per Raffaelli con il controllo. Ambrosio stavolta prende la mira e castiga Matteo Vecchi al 7 sul primo palo. Secondo gol per Ambrosio in questa partita, 19 esatti dal termine, 5-0 per il Forte. Palla persa qui da Scandiano, palla persa a metà campo, è sempre sanguinosa. Rientra intanto Giovannetti, fargli spazio è Motaran. Ora ancora Raffaelli, bravo a incunearsi, ancora Raffaelli, va dentro, rigore. Stavolta Andrigiani glielo fischia, ha cercato di, con una serpentina, di incunearsi in area, è stato colpito e Andrigiani decreta il rigore. Lo stesso Raffaelli va a incaricarsi della battuta a 18:52 del termine, 5-0 del Forte. Opportunità per segnare la prima rete per Scandiano in questo rigore. Va Raffaelli, palo pieno di Raffaelli sfortunato, qui Alex si rammarica veramente, poi brutta palla persa da Barbieri, Ambrosio 1 contro 1, Ambrosio ancora, Matteo Vecchi nella sua sfida personale con Ambrosio che sarà molto arrabbiato per questo fatto, infatti va a raggiungere la palla per primo, poi Casali, ancora Casali in questo caso, è servito da Barbieri, finisce fuori di poco la palla, grossa occasione ancora per Scandiano, palla buttata ora da Ambrosio, ancora Franchi, limite dell'area, Franchi alza e schiaccia, la palla viene soffiata, poi colpo di testa di Ambrosio, lascia proseguire Andrisani, poi perde palla Franchi, contropiede, è un 3 contro 3 comunque per il Forte. Marti Cagias, bravo qua, ancora Casali a rimanere davanti e a ostruire le linee di tiro, attenzione ora Giovannetti,
Burgaia, palla dentro per Ambrosi, ancora attento Franchi, qua forse c'era un fallo. Barbieri lascia correre molto la coppia arbitrale pugliese in questo incontro, va detto che poi lascia correre da entrambe le parti. Attenzione a questi passaggi in orizzontale lenti, i passaggi vanno fatti veloci, forti, decisi per evitare di perdere palla. Attenzione, Cajas da solo, è troppo solo, nessuno lo segue qua, errore dei ragazzi di Mister Barbieri. Non si può lasciare così tanto spazio a Cajas, guarda, difesa schierata, arrabbiato qua Massimo Barbieri, fa bene, questo è un errore abbastanza grossolano della difesa scandianese. A 17:36 del termine, 6-0 per il Forte. Barbieri tanto esce, rientra Busani e ora Raffaelli cerca un'azione per portare in avanti i giocatori di Massimo Barbieri. Franchi, capitano, all'indietro per Casali, uno dei più positivi Casali, qui cerca la palla dentro, Busani è troppo lontano, riparte Maremmani, bisogna di scuotersi un pochino Scandiano, di riprendersi in questo momento. 17-10 da giocare, la partita ancora lunghissima, Scandiano cercherà di evitare una goleada, lo siamo sicuri. C'è bisogno di tanta abnegazione, tanto sforzo, attenzione, troppo, un'autostrada qua per Marti Cajas. Va detto che l'attacco è stato organizzato molto bene dai giocatori di Alberto Orlandi, prova a ripartire Raffaelli, qua blocco, giusta la decisione della coppia arbitrale, il quarto fallo, blocco di Casali. Qualcosa da dire, Alberto Orlandi viene chiamato, warning per lui. (16:49 da giocare di questo secondo tempo, 6-0 sempre del Forte, il vantaggio su Scandiano. 3-3 Bassano Montebello intanto, soliti alti e bassi di Bassano, formazione che può fare notevolmente di più con quello che ha a disposizione, più che altro squadre di Crudeli, come a volte succedeva da qualche parte. Intanto alza e schiaccia sul secondo palo di Burgaia, ancora lo stesso Burgaia a ripartire, Giovannetti all'indietro, palla persa. Diciamo, da Bassano ci si attendeva qualcosa di più finora in questo campionato, perché troppe volte è stato ripreso, tante partite in una, quelle di Bassano, l'abbiamo visto più volte, quando i giocatori si accendono, poi sono dolori per tutti, va detto questo, poi qualche amnesia ce l'hanno sempre. Correggio Trissino 3-2, Grosseto che vince a Sandrigo 2-0, questa è una sorpresa, almeno per come la penso, e non avendo visto la partita, solo guardando il risultato. Casali all'indietro per Franchi, ha spazio Franchi, cerca con qualche difficoltà liberata di casa, c'è ancora Franchi davanti a porta, non riesce il tapin di Busani, bravo il capitano in questa occasione, in questa azione personale, non riesce a realizzare ancora Scandiano. 15:50 da giocare, sempre 6-0, Burgaia dietro porta, decide su di lui Franchi a disturbarlo, vuole farlo girare al largo dalla propria area di rigore. Maremmani, Cajas, ancora Burgaia che aumenta il ritmo, cerca spazio, trova Franchi che va in contropiede, deve aiutarlo qualcuno perché solo Franchi qua a dietro porta, palla dentro, cioccolatino ancora per Busani, stavolta stecca su stecca Giovannetti, questo l'abbiamo visto chiaramente. Un altro rigore, vediamo che si incaricherà di batterlo, sorride Franchi su Giovannetti ironicamente. 15:29 da giocare, secondo rigore per Scandiano, stavolta ci va Franchi. Prima Raffaele è stato sfortunato, vediamo se Franchi farà meglio. Va Franchi, palo anche per lui, terzo palo, Raffaelli è il primo ad arrivarsi, attenzione Franchi, gol di Franchi, finalmente meritato il gol da Scandiano, sia dal capitano, dal suo capitano, che da tutta la squadra per quello che ha fatto finora. 6-1, prima rete scandianese, giunge a 15:23 dal termine, siamo sicuri che l'avrebbe meritata anche un po' prima Scandiano questa rete, che è venuta in un rigore sbagliato da Franchi, il palo è stato più esterno in questo caso, poi c'è il fallo di squadra a detta di Rago. Attenzione, Rago dà il warning sicuramente a Marti Casas, qui fa bene perché non si può protestare così davanti all'arbitro,
meno che non sia il capitano, non era veemente la protesta, però è stata un po' reiterata. Poi sul fallo magari c'è da discutere, perché io non l'ho visto sinceramente. Rago era più vicino di me all'azione, probabilmente ha visto una trattenuta. 6 falli di squadra del Forte come i gol, 4 i falli di squadra scandianesi, 1 gol per Scandiano. Franchi ha qualche difficoltà a liberarsi della palla, poi la scarica via Raffaelli il primo a arrivare, un po' furbescamente ci arriva qui prima di tutti, poi non riesce a scaricare la palla su Casali, poteva farlo un po' prima qua Alex. Burgaia, Maremmani, Giovannetti va dietro porta, cerca di uscire per Burgaia, all'indietro per Maremmani, palla dentro di Maremmani, un po' difficile questa palla di Maremmani, recupera palla Raffaelli, va di gran carriera verso la porta, attenzione Franchi, ancora Franchi, perde la palla, non riesce a tenerla, si arrabbia con se stesso qua capitano. Buona iniziativa qua scandianese che resta in partita. Scandiano qua, Giovannetti respinge il tiro di Burgaia, palla per Franchi, attenzione, riesce in qualche modo a tenerla, troppo difficile, palla data in avanti con il giocatore che guarda avanti, è difficile da controllare, anche qua forse peccato per Casali. Palla era precisa, però non poteva avere gli occhi di dietro qui capitano Franchi. Maremmani, tiro di Maremmani, aveva spazio, aveva luce, ha tentato, risposta di Matteo Vecchi, sempre protagonista Matteo Vecchi, molto molto bravo, dobbiamo dirlo, ha fatto la sua gavetta, tornerà, dovrebbe tornare dalla prossima Luca Hernandez, però siamo grati a Matteo Vecchi di tutto quello che ha fatto e sta facendo per Scandiano, sarà sicuramente pronto. Gran figura anche di Bertozzi dall'altra parte, che ha parato veramente molto bene, e abbiamo visto quanto importante sia avere i giocatori che di solito non giocano, non si possono chiamare rincalzi, ma comunque gente abituata a giocare meno, di quanto ce n'è bisogno, perché in questi periodi ovviamente può capitare di tutto, oltre agli infortuni diciamo normali che ci stanno in un'annata. Il Covid può comparire da un momento all'altro e abbiamo visto che effetti ha avuto sulla squadra scandianese. Non lo auguriamo a nessuno ovviamente, però sono cose che possono capitare. Diamo un'occhiata agli altri risultati. Lodi 4-1 sul Monza, sempre 3-3 tra Bassano e Montebello, 2-1 del Valdagno sul Sarzana, Follonica che prende largo a Breganze 4-0, Correggio Trissino 3-3, ha pareggiato la squadra di Nuresende, il Grosseto sempre 2-0 avanti a Sandrigo, e qua ci sono 13 minuti e 51 da giocare. Intanto è rientrato Ambrosio, si riprenderà con una punizione a favore del Forte. Maremmani è entrato intanto Antonioni, 2 gol per lui quest'anno, esordio questa sera Scandiano ed è in possesso di palla ora, cerca una finta di corpo e con un po' di cristianie, come si dicono le frenate nell'hockey, di prendere confidenza con la pista. Lo vediamo ora in possesso di palla, tiro in porta, deviato subito da Busani, molto buona la prova anche di Nicolò stasera. Attenzione ora Ambrosio, perviene la palla lui con qualche difficoltà. Maremmani dietro porta, cerca un alza e schiaccia, la palla gli esce, controlla male, quindi scambia con Giovannetti e Antonioni. Palla dentro di Maremmani, controlla bene la difesa scandianese che ha detto ha sempre controllato bene finora i giocatori appostati davanti alla porta per deviazione. Bravo Raffaelli, ha la palla d'oro per Casali, bravissimo qua Alex, assist al bacio, ha superato il suo diretto avversario con un'ottima azione personale. Poi Antonioni non trova spazio, Maremmani scambia con Ambrosio, Antonioni, ancora Ambrosio, a secco Busani che però lo porta al merito di portarlo fuori. Maremmani, 12-20 da giocare, siamo praticamente a metà primo tempo, palla un po' alta, sì, in effetti è così, fischia Rago, un possesso scandianese, già in pressing alto la formazione di
Alberto Orlandi, Franchi, Raffaelli, bravo Raffaelli a cambiare il ritmo, poi a cercare Casali, sfortunato prima nell'occasione, avrebbe meritato il gol. Poi brutta palla qua di Antonioni, riparte subito Busani, attenzione Busani, tiro nella schiena, abbiamo visto bene, di Maremmani, che però riparte 3 contro 2, Maremmani, ancora Maremmani davanti a porta, cerca di infilare Vecchi tra Pattino e Stecca, non vi riesce perché è più bravo di lui Matteo Vecchi, molto bravo a respingere Busani. Franchi, 11:35 da giocare, Busani, no look per Franchi, potenziale occasione per Franchi che cerca di, questo è fallo sicuro, tutta la vita, sì, Stecca su Stecca, non ravveduto da Rago. C'è un po' desiderare la prestazione degli arbitri in qualche frangente, abbiamo visto qualche decisione che non ci è piaciuta tanto, poi qua Raffaelli va troppo leggero, Antonioni gli ruba palla, poi Casali con un po' di mestiere recupera un 2 contro 1, attenzione Casali davanti a porta, strepitosa parata qua di Bertozzi che esce, altrettanto bravo Mattia Vecchi su Giovannetti, abbiamo visto l'uscita e la parata col guantone da parte di Bertozzi, molto bravo ancora Franco, un po' stanco, lo vediamo, avrà bisogno forse di un paio di minuti di riposo. Raffaelli, bravo Raffaelli a far secco Ambrosio, poi ha qualche difficoltà sul raddoppio, poi attenzione qua che gli raddoppiano e gli prendono la palla in questa occasione Maremmani, impreciso il passaggio verso Giovannetti, ci arriva prima Ambrosio, Antonioni, un po' lenta qua la manovra del Forte, cerca di velocizzarla, Giovannetti poi è sfortunato, Antonioni gli rimbalza la palla davanti, Alex Raffaelli va fuori per un momento e rientra Lollo Barbieri, 10-17 da giocare, recupero palla intanto. 28 reti per Federico Ambrosio, sempre più capocannoniere, abbiamo visto intanto Jordi Mendez non ha segnato, neanche Coi aveva segnato e sempre più capocannoniere, 2 reti finora questa sera. Barbieri ha davanti a sé proprio Ambrosio, gli gira al largo, poi trova, qua poteva partire in questo caso il contropiede scandinese, lo fa in questo momento Franchi, bella palla per Busani, tiro, gol di Busani, tiro sul secondo palo, Bissa il gol realizzato contro il Trisdo, molto bravo Franchi e molto più bravo Busani che di rovescio ha indirizzato la palla sulla destra di Bertozzi che nulla ha potuto. 6-2, entrato intanto Pardini nelle file della squadra allenata da Alberto Orlandi. Antonioni, meritato questo gol, Scandiano sta giocando bene, per quanto difficile è l'incontro di stasera, non ha perso la testa, ha avuto dei momenti difficili, molto difficili, è riuscita a rimanere, non dico in partita, ma attaccata un po' alla partita e Barbieri può dirsi almeno finora soddisfatto, non deve accontentarsi Scandiano, deve continuare a giocare finché ne ha, deve dare tutto. Antonioni dalla distanza cerca il tiro, più veloce di lui Barbieri che in 2 tempi riesce a impossessarsi della palla, cerca di far partire il contropiede, attenzione qua, palla regalata a Ambrosio, palla dentro di Ambrosio che vede Giovannetti, poi 2 tentativi per lui, è bravo Casali con un po' di legna e un po' di mestiere, dobbiamo dirlo, ha guadagnato molta esperienza Casali in queste partite, poi cerca di spronare i suoi Franchi, in questo caso nella fattispecie ce l'ha con Barbieri che doveva entrare più nel gioco, poi fallo, questo è un blocco un po' regalato, devo dire la verità, il 7° fallo di squadra per il Forte. 8:38 da giocare, 6-2 per il Forte. Esce Casali e rientra Raffaelli. Casali, ottima prestazione, veramente. Sarei contento per lui se realizzasse, ha avuto la possibilità nel primo tempo, ha preso un palo interno. Vediamo intanto Alberto Orlandi parlare con i suoi ragazzi.
cercherà risposte importanti anche dai giocatori che giocano meno solitamente. Li vediamo in pista: Pardini, Giovannetti, Antonioni, guidati da Ambrosio, ormai forte marmino d'adozione. Stanchissima la squadra di Massimo Barbieri, vediamo i volti veramente stanchi, devono portare pazienza, mantenere ancora nervi saldi, usare il cuore, usare tutto quello che hanno per continuare questa prestazione. Un'occhiata agli altri risultati, sempre 4-3 del Correggio sul Trissino, veramente partita tirata, starà commentando il mio amico Francesco Ferrari. Accorcia il Sandrigo 1, Grosseto 2, 4-0 sempre del Follonica sul Breganze, 2-2 Valdagno Sarzana e 4-3 in vantaggio il Montebello a Bassano. Lodi sempre 4-1 sul Monza. Qui mancano 8-38 da giocare e il Forte in vantaggio per 6-2 su Scandiano. Franchi, Busani per Barbieri, ancora all'indietro per Busani, tiro dalla distanza di Busani deviato, quindi possesso ritorna al giocatore di Orlandi, Antonioni. Ambrosio, da dietro porta Ambrosio cerca il piazzamento dei suoi compagni, vediamo un gran movimento in area di Pardini e di Antonioni dalla distanza, di Antonioni in questo era Giovannetti, Antonioni possesso di palla in questo momento, tiro secco fuori di poco, considerata alta, non vede il vantaggio per Scandiano, quindi Andrisani concede punizione, deve andare qualcuno da Barbieri perché è solo e viene pressato. C'è in questo momento Capitan Franchi che cerca di uscire dalla propria area di rigore. Busani galvanizzata dalla rete, vediamo palla dentro per Barbieri, è bravo Giovannetti a arrivarsi, bravo Busani a vedere il taglio di Barbieri, già pronto a rientrare in pista Casali, non avevamo dubbi, uno dei più positivi. Tiro a una mano di Ambrosio, controllato la palla da Busani, sempre Ambrosio, palla dentro per Antonioni, controllato da Franchi, all'indietro per Giovannetti, tiro di Giovannetti, ha cercato Ambrosio in area, riparte il contropiede scandianese, Franchi, tiro di Franchi, ci arriva col guantone, parata di Bertozzi, Busani, Franchi, 7 minuti da giocare. Belle iniziative di Franchi, qua sta con lui Pardini, bravo Pardini in questo caso, col fisico non ha consentito l'ingresso in area di rigore di Franchi, riparte Giovannetti, scambio con Pardini, ancora Giovannetti, palla dentro, il più lesto di tutti è Barbieri, bravo Barbieri, fa ripartire Busani che non parte a spazio, potrebbe farlo, infatti va ancora Busani, tiene le palle, qua poteva bene a tenerla perché non c'era l'angolo di passaggio per Raffaelli. Antonioni riparte già per Pardini, all'indietro Giovannetti, 6:30 da giocare. Ambrosio, dalla distanza il tiro deviato da Alex Raffaelli, viene giù Barbieri, torna in panchina, rientra Chicco Casali, alternato sempre un uomo, Massimo Barbieri, atto che si cercava della risposta della sua squadra, gliene ha date, almeno a livello di impegno di fisico e anche di tecnica, oserei dire, perché comunque ha tenuto testa per buoni tratti del match al Forte, squadra da lui allenata. Parte il contropiede scandianese, Raffaelli non ha spazio, Raffaelli qua è bravo, Antonioni ad arrivare per primo sulla palla, poi Antonioni di gran carriera riparte a spazio, tiro di Antonioni e gol di Antonioni, azione personale, qua Scandiano poteva fare meglio, ha perso palla sì in una posizione non pericolosa, ma poi Antonioni è rimasto troppo libero di andare al tiro e ha realizzato il 7° gol per il Forte. 5:48 da giocare, 7-2 per il Forte. Franchi, Busani, Casali, controllato da Giovannetti,
Busani, palla per Franchi, Raffaelli, palla dentro di Raffaelli, ancora persa palla, attenzione Giovannetti, contropiede 3 contro 2 Pardini, Giovannetti, bravo Franchi, è andare per primo su di lui, non recupera comunque palla, ancora Giovannetti, per Ambrosio, ha cercato il primo palo, bravo Vecchi, attento, Busani, ancora il tiro di Busani, ce l'ha da quella posizione. Conclusione finisce fuori, 5-10 da giocare, Giovannetti, tiro di Giovannetti respinto molto bene da Matteo Vecchi. Ambrosio riparte, ancora Ambrosio, attenzione, ancora sul primo palo, bravo Vecchi, troppo spazio qui Ambrosio che cerca di entrare in area, Busani gli va davanti, quindi non gli consente di entrare in area. Poi altra iniziativa toscana, Giovannetti, anzi Antonioni, cerca di entrare in area Antonioni, palla dentro un po' per nessuno, riparte Franchi, non ha più spazio, Franchi deve liberarsi della palla, lo fa su Casali, 4:25 ancora da giocare, Raffaelli cerca di liberarsi del suo uomo, non vi riesce, Busani, Franchi cerca di giocare, ora Scandiano di mantenere un po' la palla e di non andare dentro un po' tutti i colpi. Busani, bella palla per Casali per Raffaelli, nella meglio il forte, che una bella palla di Antonioni per Pardini, palla alta, deviata, finisce fuori. Poi Matteo Vecchi chiede l'attenzione degli arbitri per pulire davanti alla propria porta. Sempre Montebello in vantaggio a Bassano nel derby 4-3, Valdagno Sarzana 2-2. Correggio sempre in avanti 4-3, 4-1 del Lodi, risultati che non si schiodano. Esce ancora Raffaelli, 4-0-2 del termine, rientra Lollo Barbieri. Un grande sforzo fisico per i ragazzi di Barbieri, impegnati sabato prossimo nella trasferta di Grosseto per la terza giornata del girone di ritorno. Si va un po' avanti e indietro, ma si va in pari. Attenzione ora Casali davanti a porta, non riesce a controllare la palla, Ambrosio qua di fisico si è fatto valere, Motarani intanto rientrato in pista, Ambrosio cerca di liberarsi, bravi i ragazzi scandianesi, riparte in contropiede, Busani, palla dentro per Casali, forse spinto con un po' di mestiere qui da Antonioni, bravo comunque Antonioni a non far pesare il suo intervento, sempre se ci sia stato, ipotizziamo. Ambrosio cerca un alzo e schiaccia, un po' troppo comodo qua Ambrosio, è uscito, buon per Scandiano che non è riuscito a realizzare, poi Motaran, un missile centrale, ribattuto, attenzione Barbieri, ora perde palla ancora su Ambrosio, palla per Pardini che altruista gliela ridà, poteva anche forse tirare qua Pardini, Franchi, Lollo Barbieri cerca il primo palo, la palla non entra, bravo qua Barbieri, ha fatto un bel gesto tecnico però non è bastato, ora Motaran dall'altra parte va dentro e realizza a una mano, è entrato fino in porta Motaran a realizzare l'8ª rete. Per la formazione della Versilio, del Forte, è uscito intanto Ambrosio, intanto Marti Cajas, 2,53 a giocare, 8-2 per il Forte. Franchi, Scandiano deve tenere, non deve mollare in questi ultimi minuti, deve fare come ha fatto nel primo tempo, giocare senza paure, cercando di non perdere palle, di giocare semplice e magari di arrivare in porta con un contropiede o con un'azione. Ha dimostrato che può farcela Scandiano a impensierire il Forte anche con questa squadra. Pardini, bella conclusione e bella respinta, difficile questa di Matteo Vecchi al palla centrale. Poi Antonioni cerca il primo palo, qua ancora Pardini, molto buono l'ingresso in pista di Pardini, molto grintoso, volitivo, poi negli schemi già di questa squadra. Parte il contropiede scandianese, Franchi sbaglia l'appoggio, Franchi riparte il contropiede, attenzione Cajas, palla dentro, bravo la coppiata Franchi e Casali, ora Casali in possesso di palla per Barbieri non riesce a tirare, Barbieri poi perde palla contro la transenna, parte il contropiede, Motaran, Antonioni ancora Motaran, si ferma, 1,45 da giocare, Cajas, Pardini.
la distanza. Motaran, tiro di Motaran, respinto ancora una volta da Matteo Vecchi. Già dall'altra parte Busani, tiene palla Busani, cerca di alzare in aria, non alza e schiaccia, attento Bertozzi. Marti Casa su un evento da giocare, titoli di coda per questa partita, vede vincere il Forte dei Marmi qui a Scandiano. Il Marmi ha offerto una prestazione solida, sempre in controllo dobbiamo dire. Poi Scandiano si è questo quanto contropiede, attenzione Casali non riesce a segnare, ha guadagnato il centro, ha tirato cercando di superare Bertozzi, non vi è riuscito, lo avrebbe meritato qua Chico Casali. Motaran, tiro di Motaran, deviato, Scandiano ha fatto quello che doveva fare, ha difeso bene, è rimasta in partita, ha detto la sua, ha avuto occasioni e siamo soddisfatti e pensiamo lo sia anche Massimo Barbieri. 35 secondi da giocare, andremo a intervistare Capitano Ambrosio e Matteo Vecchi, entrambi protagonisti di questa partita. Casali mantiene il possesso palla, 20 secondi, può andare fino al termine Scandiano. Franchi, Busani si ferma, c'è le palla a Casali, 9 secondi, brutta palla persa da Casali, attenzione Pardini, attenzione Pardini, ci arriva Matteo Vecchi e spezza il sortilegio che vuole Scandiano subire gol sempre negli ultimi secondi. Finisce la partita, finisce 8-2 per il Forte. Il prossimo impegno di Scandiano è a Grosseto